Ok, cominciamo. Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti e benvenute all'evento What Women Want, la formazione professionale come opportunità per l'espressione del talento femminile. Questo evento è stato organizzato da ENIPNet, uno dei più importanti player della formazione professionale non solo in Italia ma anche in Europa, assieme a ENIP Veneto ed EVTA, l'European Vocational Training Association, network europeo per la formazione professionale. Come l'anno scorso, anche quest'anno ENIP e VTA hanno voluto mettere al centro le donne e l'anno scorso l'abbiamo fatto con un hashtag Stay STEM, Stay Women, che è rimasto nel cuore di tutti noi. Quest'anno lo facciamo con un altro hashtag. Se l'anno scorso abbiamo voluto concentrarci più su quello che è il tema della parità di genere e l'accesso alle materie STEM per il mondo femminile, quest'anno invece abbiamo voluto contribuire alla riflessione sempre sulla questione della parità di genere e in particolare sul talento femminile, che sono argomenti attuali e cruciali per lo sviluppo sociale ed economico non solo del nostro paese ma anche a livello europeo e nel contesto mondiale. Quanto sia di primaria importanza questo tema penso che ci viene ricordato continuamente. Ce lo ricordano giorni come la giornata di ieri, che ha avuto luogo proprio ieri, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E ce lo ricordano eventi anche molto più grandi come il recente G20 che si è tenuto lo scorso fine ottobre a Roma, dove proprio Ursula von der Leyen, la Presidente della nostra Commissione Europea, ha aperto il Group Women 20 Summit 2021 esordendo con un "è triste sapere che in questo G20 potrei essere l'unica donna". E ce lo ricordano, spero, eventi anche come quello che abbiamo oggi e che al nostro convegno. Come evidenziato nella strategia europea per la parità di genere 2020-2025, permettetemi di leggervi alcuni dati, i progressi in materia di parità di genere purtroppo non sono inevitabili né irreversibili. Nell'indice sull'uguaglianza di genere dell'Unione Europea del 2019, gli Stati membri hanno ottenuto in media 67,4 punti su 100, migliorando di appena 5,4 punti il punteggio dal 2005 ad oggi. Stiamo parlando quindi di poco più di 5 punti percentuali in più di 15 anni. E questi dati però stranamente io sono abbastanza certa che non stupiscono nessuno di noi e non stupiscono nemmeno me. A questo riguardo vorrei raccontarvi una piccola esperienza che ho avuto di recente. Qualche giorno fa ho avuto modo di partecipare a un seminario tenuto dall'Università degli Studi di Verona, organizzato assieme ad ENIP Veneto, indirizzato agli studenti delle scuole del terzo e del quarto anno degli istituti superiori. Ed era finalizzato principalmente a sensibilizzare comunque i ragazzi sul tema della parità di genere, su stereotipi e pregiudizi che girano sempre attorno a questo tema. Ai ragazzi sono stati dati dei dizionari, peraltro alcuni molto pregiati di diverse annate, parliamo di dizionari del 1920, 35, 70, fino ad arrivare al 2008, 2020, 2021. Ed è stato chiesto loro di confrontare se e come definizioni dello stesso termine fossero cambiate nell'arco degli anni. Bene, i risultati, vi dico la verità, sono stati sorprendenti non solo per i ragazzi, ma ammetto anche per noi addetti ai lavori. Noi che eravamo lì per trasmettere qualcosa ai ragazzi e per insegnare loro qualcosa, siamo stati noi a forse imparare qualcosa. Fino a non molti anni fa, sulla scia della grande enciclopedia di Diderot, i dizionari e le enciclopedie definivano la donna come la femmina dell'uomo. La femmina dell'uomo penso sia una definizione che oggi, se la dovessimo leggere in qualsiasi testo, giornale, ma anche sui social network dove troviamo solitamente di tutto, ci farebbe rabbrividire, penso.
E ci ricorda un po' anche non so se avete mai avuto modo di leggere l'opera di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, qui ne trovate una citazione del 1929. Però, ripeto, stiamo parlando del 1929, quindi quasi 100 anni fa, direi. Ecco, fino a pochi anni fa una simile definizione non avrebbe stupito nessuno e oggi invece suona in modo completamente diverso. Gender equality, oggi vogliamo ricordare che è sì l'obiettivo certamente, però voglio aggiungere un'altra domanda a questo tema. Quello che ci chiediamo è: siamo anche pronti oggi di dare spazio al talento delle donne, ma soprattutto siamo pronti a riconoscerlo? Questa è una domanda con cui vi voglio lasciare per il momento e che voglio riprendere dopo anche assieme alle nostre relatrici. Ma per tornare al mio aneddoto, questo pomeriggio noi vogliamo partire dal dizionario del 2021 e vogliamo dare spazio al talento femminile, valorizzato da percorsi di sviluppo e di formazione che contribuiscono in modo innovativo, creativo e sociale a uno sviluppo sostenibile del nostro Paese, uno sviluppo sostenibile dell'intera Europa. Quello che però vogliamo fare oggi è prendere anche un po' le distanze da quella logica di pura rivendicazione che troppo spesso troviamo e abbracciare un approccio molto più positivo. Noi vogliamo cercare in quest'ora e mezza che abbiamo a disposizione oggi di dare qualche esempio, mostrare i modelli femminili, gli esempi che possono aiutarci a scardinare pregiudizi e stereotipi e cercare di andare verso un futuro migliore, un'Europa soprattutto migliore. Questo pomeriggio abbiamo chiesto ai nostri relatori in particolare, scusate, i nostri relatori, le nostre relatrici, perché abbiamo un panel tutto al femminile oggi, di portare qui al tavolo il loro contributo e le loro esperienze, però sempre contestualizzandole all'interno del quadro strategico della politica di coesione europea 2020-2027. In particolare ciascuno con uno specifico riferimento a una priorità e qui a fianco a me vedete quali sono queste priorità. Partendo da un'Europa più competitiva e smart, un'Europa più verde, low carbon e in transizione verso un'economia zero carbon, un'Europa più sociale ed inclusiva e un'Europa più vicina ai cittadini e che promuove uno sviluppo sostenibile ed integrato di tutti i territori. Ecco, ultima, ma non per importanza, io vorrei aggiungere un'Europa dell'uguaglianza. L'Europa dell'uguaglianza credo sia un po' la meta finale, un'Europa, diciamo, un obiettivo trasversale in qualche modo. L'obiettivo, la meta è un'unione dove uomini, donne, maschi, femmine siano in tutta la loro diversità, siano liberi di seguire e raggiungere i loro obiettivi in ugual misura e siano capaci anche di partecipare e di guidare l'Europa di domani. Ecco, allora io non andrei oltre e vorrei presentarvi le nostre relatrici di oggi, e partendo da, non so se già le vediamo tra poco, comunque partirei da Alessia De Albertis che è con noi online. Come sapete oggi abbiamo un evento un po' blended, quindi parte delle nostre relatrici sono qui con noi in presenza e una parte le vediamo online. Alessia De Albertis di People and Culture, direttrice. La vediamo? No, aspettiamo un momento. Beh, allora direi di partire con Gabriella Chiellino, presidente di e-Ambiente Group. Se no facciamo una cosa più... Ah, eccola. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Mi ero staccata perché ho la connessione che sono andata a chiedere cosa stava succedendo. Non si preoccupi, adesso la vediamo e la sentiamo. E quindi benissimo, la ringrazio moltissimo di essere qui con noi oggi. Passo allora intanto a presentare le nostre ospiti qui in presenza. Abbiamo Valeria Valotto, vicepresidente di Progetto Quid, e Tiziana Ciampolini, CEO di Snodi Education.
E per concludere, vediamo se abbiamo anche le nostre altre due relatrici che sono qui presenti con noi ma virtualmente. Outi Karkainen, Senior Human Capital Development Expert dell'European Training Foundation. Eccola. Buongiorno. Buongiorno e grazie di essere qui con noi oggi. Ci sente, ci vede? Benissimo. Tutto regolare, perfetto, grazie. Verifichiamo sempre. E abbiamo Alessia De Albertis che non so se è riuscita a raggiungerci, nel caso poi vediamo. Allora, io partirei subito con il nostro panel, non esiterei oltre, e farei la prima domanda alla nostra ospite online, Gabriella Chiellino, che mi sembra ci vedesse, ci sentisse perfettamente. Sì. Ok, allora, e-Ambiente Group è attiva da circa 20 anni in Italia e in Europa e lei ne è tra l'altro la fondatrice, sappiamo, e si occupa da sempre di consulenza ambientale. Con lei quindi non possiamo che non parlare della priorità europea, un'Europa più verde, low carbon, in transizione verso appunto un'economia zero carbon. Come si coniuga, a suo parere, un po' questa priorità del quadro della politica di coesione europea 2027 con il tema che abbiamo portato al centro dell'attenzione oggi, quindi le donne e il loro talento? Un tema che tra l'altro io so esserle anche molto a cuore in quanto anche delegata lei della Fondazione Bellisario. Beh, allora buon pomeriggio a tutti, grazie di questo invito che ogni anno partecipo a questo evento, quindi è quasi una presenza così periodica che mi fa molto piacere. Allora, innanzitutto, occupandoci appunto di temi tecnici e oggi che sono molto sentiti perché tutti sentiamo parlare di ambiente, di CO2, di rischio idraulico, di sostenibilità sociale ed altro, questi temi richiedono molte competenze tecniche. Per cui il mio intervento vuole appunto spiegare come questi temi che riguardano interventi e progettualità nel miglioramento e nella diminuzione dell'impatto ambientale dei nostri territori, delle nostre città, richiedono grandi competenze tecniche. Io ho fondato questa società di ingegneria ormai 20 anni fa e mi ricordo, ma allora la condizione femminile non è che l'ho badata, però la mia prima dipendente, ogni tanto ci penso, era proprio una laureata STEM, e da lì ne sono venute molte altre, ovviamente integrate anche con anche molte figure maschili, però per dirvi che queste lauree scientifiche hanno in temi ambientali molta presenza femminile. Un po' perché l'ambiente richiede una competenza attenta, tecnica sul dato, su perimetrare anche la valutazione del dato ambientale, e poi perché questo dato non tocca solo la mente e quindi non è solo un dato prettamente scientifico, ma è un dato che ha delle conseguenze, quindi è un dato che tocca il cuore e dico io la pancia di chi lo legge, di chi lo analizza. E questo diciamo va a toccare tutte quelle parti che caratterizzano molto, dico noi donne, no? Quindi il voler risolvere in maniera operativa le questioni, quando poi le questioni riguardano oggi i nostri territori, il bene diciamo del nostro pianeta e della nostra Europa, è ovvio che quella predisposizione che abbiamo di accoglienza può appunto aiutare a meglio gestire questi temi complessi. Per cui io vedo, penso che non sia stata una battuta buttata lì a Glasgow, che le donne salveranno il pianeta, penso l'abbiate letta su tutti i giornali, ma penso che sia una battuta che proprio interpreta tutte le peculiarità che ha il mondo femminile. È ovvio che noi per affrontare questa grande sfida dell'ambiente,
e quindi della CO2, del climate change, abbiamo bisogno di team integrati con varie esperienze scientifiche, con una diversity che tocca la presenza maschile e femminile, ma anche i giovani e i più anziani, che tocca l'esperienza. Per affrontare questa grande sfida, io penso che l'operatività e la preparazione tecnica delle donne possa dare quella spinta, quella forza, quella voglia di arrivare ad obiettivi stringenti in poco tempo. Aggiungo poi quest'anno, lo dico così in maniera anche molto, diciamo, umile, però per dirvi che già che sono stata nominata tra le 50 Inspiring 50 Women italiane nel mondo, ho conosciuto altre 49 donne incredibili che mi stanno insegnando molto, perché adesso abbiamo fatto un nostro gruppo dove non solo ci sentiamo via video, ma cerchiamo anche di vederci, anche soprattutto per quelle italiane, e noto una presenza tecnica in posizioni apicali di aziende e di istituzioni italiane e europee, una presenza femminile importante. Quindi direi che il tema degli STEM, il tema di studio, il tema di competenza tecnica è già avanti, cioè le donne ci sono, le donne studiano e arrivano anche alle lauree, mi dicono, in maniera anche maggiore. Ora dobbiamo lavorare per per creare una squadra integrata e multidisciplinare in maniera da avere, diciamo, lo stesso trattamento se le nostre competenze sono forti. Quindi dal G20 Women di quest'anno è uscita proprio la necessità di lavorare sugli stipendi, quindi su una compensazione economica che sia equiparata se la competenza tecnica è la stessa. Mi sembra che ci sia già una proposta di legge anche per l'Italia, per cui siamo molto contenti. Questa è una battaglia sulla giustizia, cioè se siamo allo stesso livello di ruolo scientifico è bene che ci sia un'equiparazione confrontabile tra uomini e donne, e quindi penso che questa sia una sfida importante. E poi l'altra cosa bella che sta succedendo è che nel Piano Nazionale di Resilienza e Ripristino, il PNRR, proprio nella missione, quella sul sociale, è stata introdotta la certificazione sul gender per le imprese, cioè sui progetti, per cui il proteggere questa presenza integrata e mista di gruppi, appunto, che garantiscano la diversity, danno addirittura un maggior punteggio al valore dei progetti che vengono presentati e quindi alla finanziabilità di questi progetti. Anche questo, dico, è un obiettivo importante che è stato messo nel PNRR, e reputo che queste strade, queste battaglie richiedono, ahimè, queste attenzioni legislative che forse tra qualche anno non serviranno più, ma al fine di forse di garantire un senso di giustizia per chi riesce a dimostrare una forza di competenza tecnica e una forza di managerialità nelle organizzazioni pubbliche e private. E quindi grande spazio agli STEM e grande spazio appunto a questa progettualità al femminile, ripeto, integrata nella diversity in gruppi misti. La ringrazio moltissimo e sono d'accordo, penso che comunque anche piccoli, grandi passi come quello a cui accennava lei, la certificazione gender, comunque siano dei passi concreti che ci dimostrano che comunque stiamo andando avanti in questa direzione, nella direzione giusta. E in particolare credo che i contributi, insomma, le informazioni che ci ha dato oggi sono anche di buon auspicio in qualche modo, e ne approfitto anche per farle le congratulazioni per la nomina, visto che ci sono, a lei ma anche alle altre 49 donne che sono state nominate. Ora passerei alla nostra seconda ospite, Tiziana Ciampolini,
e con lei invece andiamo verso un'Europa più inclusiva. Lei ha scritto un articolo che ho avuto modo di leggere qualche giorno fa, molto interessante, dove, cito il suo articolo, scrive: la lotta per la parità di genere non è una lotta di parte, ma è lotta per garantire l'equità sociale tout court. Ecco, io partendo proprio da queste sue parole, che trovo estremamente vere, le chiedo un po' qual è secondo lei il modo per raggiungere questa Europa più inclusiva e come si relaziona anche col discorso dell'equità sociale in qualche modo. Grazie. Intanto grazie anche dell'invito qua oggi. Io non ero mai venuta a Job Orienta e quindi sono rimasta veramente stupita di questa messe di giovani che partecipano. Questo articolo a cui Silvia faceva riferimento è un articolo all'interno di un lavoro in cui un centinaio di donne hanno scritto sul tema della parità di genere per spingere in qualche modo il Ministero anche ad aprire l'osservatorio sulle pari opportunità che la Ministra Bonetti aveva promesso. E la prima notizia che vi do è che a novembre è stato aperto questo osservatorio sulla parità di genere all'interno del Ministero della Cultura e ha proprio l'obiettivo di monitorare le politiche pubbliche e il rapporto con la parità di genere per l'attuazione della parità di genere. Ecco, una cosa che anche su cui io insisto sempre: io non vorrei più sentir parlare di diseguaglianza di genere, vorrei sentir parlare invece di lotta per l'eguaglianza. Noi dobbiamo lavorare per l'eguaglianza, non dobbiamo stare a guardare la diseguaglianza. È sottile la differenza, però è sostanziale. Rispetto a quello a cui l'Europa in questo momento guarda e ci spinge, faccio alcune osservazioni. Allora, sappiamo tutti che siamo in un tempo di cambiamento radicale, ma anche in un momento in cui abbiamo una grossa possibilità di mettere a sistema e a servizio i talenti di creatività, di immaginazione, i talenti innovativi. Questa è un'opportunità che è offerta a tutti, ma mi sembra che le donne, rispetto a questa dimensione, abbiano sempre avuto qualcosa da dire in più, perché è nella donna la dimensione della generatività e quindi l'essere donna ha a che fare con la dimensione della nascita. Dico questo perché quando si parla di femminile c'è sempre il rischio di essere un po' divisivi. Allora, rimettere al centro il femminile credo che non voglia solo dire mettere al centro le donne, ma rimettere al centro quelle capacità, quei talenti, quelle doti, ma quelle competenze che danno alla donna quella dimensione di diversità rispetto all'uomo, che però possono essere a servizio della società tutta. Quindi parlare di equità di genere non significa solo parlare di donne che in qualche modo devono superare gli uomini, cioè non la metterei in una dimensione di competizione, ma la metterei in una dimensione di servizio. L'altra osservazione che farei rispetto anche alle suggestioni che sono state portate prima
il tema della diseguaglianza di genere, qui uso il termine che prima ho detto che dobbiamo superare, il tema della diseguaglianza di genere, dell'equità di genere mette al centro, come Silvia stava dicendo, il tema dell'inclusione e della coesione che fanno parte degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. L'Europa ci spinge a dire che per raggiungere la piena sostenibilità dobbiamo lavorare per l'inclusione, la coesione e la prosperità economica giocate in contemporanea. Quindi è la primissima volta che queste tre dimensioni stanno insieme, quindi l'Europa non ci dice lavoriamo per la prosperità economica, lavoriamo per la prosperità economica e include anche la dimensione dell'inclusione e della coesione. Quindi parlare di parità di genere non è una lotta di parte, ma è una lotta per l'equità tout court, perché quando parliamo dei temi dell'inclusione, di genere, parliamo della negazione del femminile che è alla base della cultura dell'esclusione. È come se l'esclusione femminile fosse la madre di tutte le esclusioni. Allora, affrontare questo tema dell'esclusione femminile vuol dire ricomprendere tutto il tema delle differenze. In un rapporto del 2015 McKinsey aveva messo in evidenza che se nel 2025 fosse stata raggiunta la parità di genere, quindi per esempio fosse stata raggiunta una parità anche economica, l'economia globale sarebbe cresciuta di 28.000 miliardi di dollari. Ecco perché, cioè, faccio questa sottolineatura perché quando parliamo appunto di questo tema parliamo di una crescita che implicitamente è una crescita per tutti. Parto ancora da un'osservazione che faceva chi mi ha preceduto. Le doti e i talenti femminili stanno educando, secondo me, anche l'economia e la politica globale alla gestione di una leadership diversa. Io ho più di 50 anni e ho assistito alla gestione della leadership nei grandi cambiamenti prevalentemente maschili. Prevalentemente maschili vuol dire che alcune persone assumevano il centro della scena e svolgevano il ruolo di condottieri. Mi sembra che in questo tempo stiamo invece assistendo a delle forme di cambiamento collettive che utilizzano invece la creatività, la tensione creativa e la capacità di prendersi cura del contesto e del collettivo per costruire delle battaglie che siano delle battaglie collettive, che è tipico della postura femminile. Da questo punto di vista anche le lotte che per esempio i ragazzi stanno facendo per il clima sono delle lotte dove esistono alcuni leader, pensiamo alla Greta, che è stata di grande ispirazione, ma tra l'altro quel tipo di leadership che ha esercitato Greta è stata una leadership silente, quasi deponente, che ha attivato la partecipazione di tanti uomini, donne e ragazzi. E le tante figure di giovani, maschi e femmine, che stanno un po' emulando ma anche rigenerando il tema delle battaglie civili, si gioca secondo questa dimensione anche di creatività collettiva e di movimento collettivo che genera un cambiamento molto più vasto di quello che le grandi leadership di un tempo tipicamente maschili avevano esercitato.
Queste alcune delle suggestioni e poi La continuiamo a ringrazio. dialogare. E questo penso che mi riporta a un'altra parte dell'articolo che scriveva, ma questo magari lo rivediamo anche dopo, in cui lei scrive una battaglia comunque che va portata avanti con gli uomini, non contro gli uomini. E questo credo ci spieghi anche quanto è importante il linguaggio. A me lo diceva sempre la maestra alle elementari, il linguaggio è fondamentale, le parole vanno scelte sempre con molta cura e ce lo conferma lei oggi qui. Passerei alla nostra prossima ospite, che è online, collegata con noi virtualmente, che è Outi Karkkainen. Vi assicuro che questa è la pronuncia corretta, mi sono confrontata anche con lei. Dell'ETF, ecco, l'European Training Foundation. Ci sente, Outi? Sì, benissimo. Ottimo. Allora, con lei invece, senz'altro vogliamo avere un po' un punto di vista europeo, per forza di cose, visto anche il suo ruolo e la sua agenzia. L'Europa, diciamo, dal punto di vista europeo, secondo lei, quali sono le sfide che le donne incontrano nella realizzazione delle proprie aspirazioni e quali sono, secondo lei, diciamo, le soluzioni che sono più efficaci per superare le sfide a livello, ecco, in particolare europeo, ma anche nazionale, se può portare qualche esperienza? È una million dollar question, penso, però grazie Silvia e buongiorno a tutti e tutte. Innanzitutto vorrei chiedere scusa in anticipo se uso alcune parole di inglese, l'italiano non essendo la mia lingua di lavoro, so please bear with me. Talento femminile. Io vorrei, forse per cominciare vorrei dare un po' l'immagine delle sfumature a livello europeo. Noi sappiamo che la differenza media dei tassi di occupazione degli uomini e delle donne, che si chiama in italiano penso divario occupazionale, è intorno a 11%, anche un po' di più. E dietro questa media abbiamo dei paesi che hanno un divario occupazionale tra 2 e 4%, come Latvia, Lituania, Svezia e Finlandia. E poi ci sono i paesi dove il divario è intorno al 20%, Romania, purtroppo anche Italia, Grecia e Malta. E sapendo che i livelli di educazione delle donne sono alti in tutti i paesi dell'Unione Europea, forse stiamo vedendo che alcuni paesi sono più pronti che altri a dare posto e l'opportunità al talento femminile, per rimanere nel soggetto del panel. Silvia mi ha chiesto delle sfide, ma le sfide sono tantissime, le conosciamo benissimo, abbiamo la segregazione educativa formativa, segregazione settoriale sul mercato di lavoro, la difficoltà di work-life balance, equilibrio tra lavoro e vita privata, divario retributivo e secondo me anche qualcosa che non dobbiamo dimenticare è la crisi di Covid-19. Sappiamo che in tutte le crisi nella storia è l'occupazione femminile che ne soffre di più che l'occupazione maschile. Che prendiamo la crisi, la grande crisi di 2008 o Ebola in Africa, ne abbiamo tirato alcuni lessons learned. Uno studio recente italiano ha messo in evidenza che in Italia l'impatto sull'occupazione femminile ha fatto crescere il divario tra l'Italia e altri paesi europei, perché tra aprile e settembre 2020 l'Italia ha registrato un doppio calo delle donne lavoratrici rispetto al resto dell'Europa. Dunque, se vogliamo una società più sociale e inclusiva, finché questi momenti di crisi non sono visti e usati come opportunità di
trasformare, cambiare le strutture, le norme di genere della società che sono riflesse sul mercato di lavoro, il circolo diciamo viziosa continuerà. Ma vorrei tornare sulla segregazione. Io mi ricordo benissimo, 35 anni fa, io sono dalla Finlandia, dunque del nord, pure mia madre mi consigliava di studiare le lingue perché andava bene per una donna. A parte che non ho seguito il consiglio e non c'è niente di male di studiare le lingue, sappiamo che la segregazione formativa dei generi ha un grande impatto sulla segregazione occupazionale e settoriale delle donne sul mercato di lavoro. Forse l'esempio più comune che abbiamo anche evocato già più di una volta durante il panel è STEM. A livello europeo abbiamo laureati in STEM a livello generale, uno laureati su 3 è una donna. Se andiamo a vedere la formazione professionale, vediamo che la segregazione è ancora più forte, perché solo una laureata su 10 è una donna. Dunque, noi abbiamo un mercato di lavoro all'Unione Europea dove c'è un'alta segregazione. Il lavoro sociale, l'assistenza residenziale e salute assorba più di un terzo della forza lavoro femminile totale nell'Unione Europea. E quello che vediamo allo stesso tempo è che l'aumento della partecipazione delle donne al mercato di lavoro tende ad andare di pari passo con la segregazione di genere nel mercato del lavoro. Esempio, prendo Finlandia e Italia. In Finlandia il tasso di occupazione femminile è molto più alto che in Italia, però allo stesso tempo il divario retributivo e la segregazione occupazionale è molto più alto in Finlandia. Dunque anche quando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro aumenta, le basic reasons, i fattori alla base non cambiano. Allora, ovviamente nessuno qua sta dicendo che tutte le donne giovani adesso devono studiare IT, fisica, ingegneria, però secondo me dobbiamo essere consapevoli, quando parliamo di una Europa sociale, inclusiva e vicino ai cittadini, che la segregazione di genere nell'istruzione e nel mercato di lavoro crea e perpetua le disuguaglianze, sia al lavoro che fuori dal mercato di lavoro, rafforza gli stereotipi e alimenta la sottovalutazione del lavoro delle donne. Secondo, che molte delle occupazioni in cui le donne dominano numericamente sono tra le meno pagate e dunque le donne sono meno indipendenti economicamente. E dunque se vogliamo ridurre la povertà nell'Unione Europea, per forza dobbiamo anche ridurre la segregazione di genere sul mercato di lavoro, se vogliamo un'Europa inclusiva e sostenibile. Grazie mille. Prego. Ho passato già il tempo. Sì, ma non si preoccupi, anzi era molto interessante, tanto che la interrompevo proprio per dire che probabilmente il tema della segregazione di genere, anche formativa, è un tema che richiederebbe proprio un panel a sé e un'ora a sé. E tra l'altro lei mi facilita moltissimo il lavoro, perché questo mi porta alla nostra prossima ospite,
che invece ci dà un punto di vista proprio del mondo del lavoro, dove anche dal punto di vista dell'imprenditoria, perché sappiamo che segregazione femminile nel settore dell'imprenditoria è abbastanza rilevante quando pensiamo, ma non solo pensiamo, anche se guardiamo i dati del mondo dell'imprenditoria, solitamente a prevalere non sono sicuramente le donne. Allora, passo la parola a Valeria Valotto, vicepresidente di progetto Quid, a cui chiedo un po' di raccontarci, partendo proprio dall'esperienza di Quid, quali sono gli approcci concreti che possono in qualche modo testimoniare il talento femminile nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria e come i talenti femminili si scontrano però spesso con la dura realtà le dure realtà lavorative che spesso sono incompatibili con quella che è la vita di una donna. Quindi come possiamo bypassare questo ostacolo? Grazie Silvia e grazie per l'invito, anche per noi è la prima volta qui, quindi grazie. E io incomincerei magari raccontandovi che cos'è Quid, perché è un po' un mondo a sé. E poi va bene, parlare per quarta alla fine mi scardina sempre l'agenda di quello perché ci sono stati così tanti stimoli. A un certo punto bloccami se io straparlo. Hai 7 minuti. No, scherzo. Tranquilla. Chiamo le slide se... Ah, perfetto, ok. Allora, noi siamo una realtà giovane, abbiamo qualche anno, abbiamo 8 anni, quindi anche noi che l'abbiamo fondata questa realtà quando eravamo giovanissimi, non siamo più così giovani, siamo una realtà a leadership femminile, poi vi darò qualche dato in più, ma siamo soprattutto un'impresa sociale, che significa imprenditoria con una missione sociale. La nostra missione è proprio quella di riequilibrare il mercato del lavoro, quindi di offrire opportunità di formazione e di impiego e di carriera sul lungo termine a chi in questo paese è a rischio di emarginazione lavorativa. E in questo preciso momento storico, quando è nato, quando siamo nati, poi per i prossimi 100 anni forse le categorie cambieranno, sono state le donne al centro della nostra missione. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso una moda sostenibile, e sono 3 i nostri verbi chiave. Diamo una seconda vita a tessuti che ci vengono donati da case di moda di prestigio prevalentemente basate in Italia, le trasformiamo in collezioni B2B e B2C, B2C distribuite attraverso i nostri negozi e B2B in collaborazione con i grandi player del mondo moda lifestyle con cui creiamo delle supply chain ibride e alla fine tutto è finalizzato proprio all'obiettivo di costruire dei percorsi, dei progetti che abbiano un impatto sociale sulla vita delle nostre dipendenti e che possano essere appunto poi una porta di accesso a quello che è un viaggio di dignità e autonomia attraverso il lavoro e attraverso la professionalizzazione. Siamo una realtà a leadership femminile, queste sono alcune delle nostre creazioni. Ma volevo andare, ecco qua, ai dati sulla composizione insomma, della nostra realtà. Siamo una realtà al 90%, allora questi sono i dati di assunzioni 2020, sono stati al 90% rivolti a donne e questo appunto in uno scenario post-pandemico è stato sicuramente il nostro piccolo contributo a quelli che sono le sfide del nostro ecosistema. A oggi il board come senior management team è prevalentemente composto da donne, la RAL femminile è più alta, parliamo di una realtà del terzo settore, quindi le RAL non sono stellari decisamente, ma comunque la RAL femminile è più alta e legata al fatto che le donne hanno un ruolo di alta responsabilità in quello che è il nostro mondo. E per rispondere direi che più o meno vi ho dato tutti gli elementi necessari per conoscervi, qui ecco esattamente, poi andremo a vedere, volevo arrivare a questo riprendendo alcuni degli spunti. Questa un po' è una carta d'identità di chi siamo, quanti siamo, da dove veniamo e quali sono le storie dietro ciascuno di noi. E riprendo alcuni spunti dunque. Allora, un primo spunto è quello, noi siamo una realtà, esatto, a leadership femminile. Cosa vuol dire questo? Ci rende più siamo una realtà a leadership femminile e lavoriamo in uno dei settori
dove c'è decisamente comunque colpito dalla gender segregation, perché tu mi presenti come imprenditrice, ma io ti dico attenzione, sono imprenditrice del terzo settore, il terzo settore è un settore a prevalenza anche in termini di leadership femminile e in termini sicuramente di retribuzione salariale non paragonabile a quello che è il for profit, quindi già ci sono delle crepe, no? Ma bisogna proprio guardare a quelle crepe poi e usarle come leve per ridisegnare quello che vogliamo possa essere l'Europa, possa essere il Veneto, l'Italia. Ecco, quindi noi come imprenditori sociali diciamo che la nostra missione è trasformare i limiti in punti di partenza. Quindi anche nel nostro caso, no? Dove la supply chain della moda finisce, ne facciamo ripartire un'altra, e dove nessuno vede talento, incominciamo a formare. Quindi questo è l'approccio, quindi concentriamoci sulle incongruenze, perché è lì che bisogna lavorare. Quindi la prima è questa: lavoriamo in un settore manifatturiero, prevalentemente quindi femminile. E poi certo siamo una realtà inclusiva, siamo una realtà femminile, ma ciò non significa che passiamo tutta la giornata a fare networking o ad ascoltare empaticamente gli altri, no? Cioè, quelle sono le doti femminili. Abbiamo un fatturato di 6 milioni di euro, qualcuno insomma deve far andare avanti le vendite, i budget, il controllo comunque finanziario bisogna farlo, altrimenti le cose non stanno insieme. Quindi, per dire, sicuramente il fatto di essere donne di questa generazione, della mia generazione, ormai siamo sui 35, noi fondatrici che ne avevamo 25 quando l'abbiamo fondata, e ci dà un vantaggio perché è vero, abbiamo fatto c'è stata le nostre nonne, le nostre mamme ci hanno incoraggiato a fare una riflessione su che cosa vuol dire essere donne, e questo ci ha permesso di interrogarci su un tema, su quella che può essere stata la madre di tutte le segregazioni e la madre di tutte le disparità, quella di genere. Attraverso la nostra lente, la nostra storia, quella delle nostre mamme, quella delle nostre nonne, siamo capaci di guardare i nostri dipendenti, uomini o donne che siano, e capire qual è la forza, qual è il talento che hanno sviluppato nella loro storia di emarginazione e segregazione. Perché se tu ti sei fatto tutta l'Africa, la Libia, e sei arrivato in Italia e poi hai avuto il coraggio di portarmi un curriculum, significa che dentro, cioè, sei pronto per spaccare il mondo. Quindi certo, questa è una delle storie, ce ne sono tante altre ovviamente, e quindi ci rende più inclusive, forse sì, in questo momento storico, ma sappiamo che ci saranno altre disparità, altre ingiustizie, e in questo momento noi possiamo solo immaginare quelle che potrebbero essere le segregazioni del futuro, e dobbiamo lavorare perché non ce ne siano, non perché la donna nello specifico non sia segregata. E sotto questo punto di vista un tema sicuramente fondamentale è il sessismo, cioè sì, certo, la leadership maschile a volte può essere brutale, ma attenzione, per 2000 anni gli è stato imposto un archetipo e un modo e delle responsabilità sociali, perché io potevo starmene a casa, però i 5 figli poi andavano mantenuti da qualcuno. Quindi bisogna essere molto cauti in questo. Per noi la leadership non è femminile, è inclusiva. E questo era un punto che volevo portare. Poi ecco, per toccare l'ultima suggestione che fai, quella del talento al femminile e di quello che insomma, che può essere il tema. Scusate, qua mi sto quando mi surriscaldo poi mi cadono l'altro tema che segnalavi appunto era il talento e il talento e il tempo, no? Nella vita delle donne. La cura spesso ricade ancora su di noi, no? Quindi dobbiamo barcamenarci, multitasker, sì, time management, dobbiamo riuscire a fare tante cose contemporaneamente. Allora, nello specifico, certo, nella nostra realtà, proprio in ottica di inclusione, abbiamo sviluppato una serie di sistemi, progetti di cui parlerò dopo in concreto, per favorire work-life balance. È molto... posso avere le slide? Giusto perché... Allora, sì, misuriamo l'impatto. Siamo proprio by the book, siamo un po' secchioni, e dato che siamo ragazze, no? Siamo sempre le prime della classe a scuola, ma anche sul lavoro, perché lo misuriamo, e la conciliazione vita-lavoro è buona, in realtà è un bel po' superiore rispetto a quella che è la media italiana. E quindi quello che però crediamo è che ogni talento abbia un suo tempo e abbia bisogno di tempo e di modo per crescere. E per questo io penso che proprio, torniamo a celebrare un po' la vostra missione, in realtà non è piaggeria, ma penso che veramente la formazione
sul lavoro, che è al centro, al cuore della nostra missione, sia fondamentale per riuscire a dar spazio a tutti i talenti, quelli femminili sicuramente e quelli maschili, quelli ibridi, tutti i talenti che possono esserci, e i tempi, i modi e quanto debba esserci un equilibrio tra vita e lavoro, tra formazione e produttività, sia una bella sfida sui luoghi di lavoro. Noi poi siamo un'attività manifatturiera, quindi è pesante, cioè si lavora in linea, è tosta trovare un senso, non è un lavoro intellettuale. E quindi come donne sicuramente, provenendo da un'esperienza di, chiamiamola segregazione di genere, abbiamo forse una marcia in più al momento nel riuscire a modulare questi equilibri. E questa è anche proprio al centro della nostra missione. Magari nella prossima domanda vado ad approfondire proprio i meccanismi e i case study concreti che volevo portarvi. Ecco. Certo, sì, e poi avremo modo di parlare anche di questo. Grazie mille comunque per aver portato la tua esperienza, che è veramente un modello, è uno di quei modelli di cui parlavamo all'inizio oggi. Quello che vogliamo fare oggi è portare modelli, esperienze positive e significative. E mi è piaciuto molto anche il discorso che fai quando dici trasformare i limiti in punti di partenza, e aggiungerei anche in punti di forza, che credo sia fondamentale anche per le donne, soprattutto nel tuo settore. Ora vorrei passare a un'altra Europa. Non so se abbiamo la nostra ultima relatrice, perché l'abbiamo... Eccola! Buongiorno, lei è Alessia De Albertis, la presento perché prima non sono riuscita. Buongiorno Alessia, direttore People and Culture Far Network. Alessia, Sì. con lei vado direttamente invece a un'altra priorità europea, e che è quella che abbiamo citato prima, un'Europa più smart, più competitiva. Le chiedo come possiamo declinare questo smart in relazione all'universo femminile. Mi spiego, quanto è importante la valorizzazione del talento delle donne per raggiungere questa Europa smart e competitiva? Grazie di avermi invitato e grazie della domanda. Anch'io, come diceva una collega, quando si arriva un po' alla fine del primo giro, molte cose correttissime sono state dette, soprattutto sul talento, sul puntare, diciamo, sulle aree di forza, e a questo mi riallaccio quando, appunto, rispetto un po' alla tua domanda sullo smart, no? Quanto possiamo valorizzare il talento per lavorare e per essere, diciamo, per contribuire in un'Europa più smart. Siccome di smart si sente parlare tantissimo in tutti i modi, magari vi dico, quando parlo di smart, che cosa mi piace venga inteso. Allora, smart vuol dire semplice, intelligente. Io lo allargherei a anche un'accezione di l'essere inclusivo, l'essere anche flessibile. Chi mi ha preceduto giustamente ha detto basta parlare di leadership al femminile, parliamo di leadership inclusiva. Ecco, questa è una leadership smart. Poi ovviamente adesso parliamo di donne e quindi ritorno sul punto femminile. Allora, cosa possono fare le donne? Allora, prima di tutto dovete, donne, visto che mi ascolterete tutte donne, riconoscervi l'impatto che potete portare. Cioè dovete prima di tutto voi stesse andare a identificare i vostri talenti, le vostre attitudini che avete sviluppato in diversi contesti, anche extra lavorativi, e capire come queste poi possono integrarsi nel vostro progetto imprenditoriale o lavorativo. Questo lo dico perché statisticamente, sono tanti anni nel mondo femminile, dell'empowerment e anche del mentoring, statisticamente le donne che incontro e io stessa non mi riconoscono quanto sono stata, cioè quanto ho fatto bene quella cosa, o non mi riesco a riconoscermi quant'è la mia competenza. Questo forse deriva anche un po' da un background culturale. Magari la collega finlandese avete un modello diverso, però noi a scuola è sempre stato, facevo il liceo, tornavo a scuola
prendevo non so, 8 di latino, ero un po' secchiona come da femmina, proprio statistica. E i miei genitori mi dicevano, hai preso 8 di latino, e quali sono i 2 errori che hai fatto? Cioè non mi valorizzavano le 8 cose che avevo fatto bene, ma le 2 da cui migliorare. Quindi sicuramente l'invito è partiamo innanzitutto dai punti di forza e lavoriamo su questo. Partiamo anche dalla considerazione che come donne, prima sentivo un bellissimo intervento sulla maternità e sul caregiving, come donne noi sviluppiamo delle competenze non solo in ambito lavorativo, prima di tutto perché come donne, come esseri umani abbiamo diversi ruoli. Quindi siamo noi, quindi sono Alessia, poi sono una mamma, poi magari sono una figlia unica, poi sono una collega, poi sono una cugina, poi sono un'amica, quindi mediamente noi abbiamo 7 cappelli, 7 ruoli, ma siamo comunque un'unica persona. E in ogni ruolo sviluppiamo delle competenze diverse che poi tra loro si integrano e le sviluppiamo come? Attraverso l'esperienza. Quindi non c'è niente di più efficace, vi direi anche di più motivante ne sentirete parlare del learning by doing, del learning by experience, del learning by mistake. Ecco, anche questo è assolutamente importante, cioè ho sbagliato, ma che cosa posso fare dopo per fare le cose meglio? Tornando ai temi della maternità caregiving, se vi mettete un attimo a riflettere e individuare tutte le competenze che sviluppate da genitori, da caregiver, la delega, delego i nonni, la babysitter, l'asilo, la gestione dell'imprevisto, bambina mi si sveglia alle 6 del mattino con la febbre, mi devo andare in ufficio, cioè cose banali, ma cose assolutamente che accadono. La cura è l'ascoltare l'altro. Quanto è difficile saper ascoltare un bambino, essere empatico con una bambina, non è facile. L'organizzazione della giornata, della settimana, della famiglia, del lavoro, nel mondo imprenditoriale poi immagino ancora di più. La gestione delle priorità. Ho 2 cose, sono entrambe urgenti. Al lavoro quante volte capita? Per il nostro capo è tutto urgente, per il nostro cliente è tutto urgente. Noi come, diciamo, attraverso l'esperienza della genitorialità o dell'essere caregiver, quindi magari dell'assistere una mamma, un genitore malato, siamo più capaci, abbiamo acquisito più competenze perché magari rispetto al genere maschile, perché lo abbiamo fatto. Ecco, queste prima di tutto dobbiamo riconoscercele noi, perché poi queste ce le chiede il mercato del lavoro. Cioè, sicuramente la competenza tecnica io faccio HR, è ovvio che devo saperne di formazione, devo saperne di normativa, non so, delle buste paga, certo, quella nel mondo del lavoro sta un po' per scontato, ma non è sufficiente. A questo proposito mi faceva piacere proiettarvi 2 minuti, se ho ancora tempo, quali sono le competenze che individuate dal World Economic Forum, le competenze che ricercavamo prima e che ricerchiamo nel futuro, competenze non tecniche, i famosi soft skill. Ve lo sciro al volissimo. Allora, si vede? Sì, sì. Ok. Allora, è molto semplice. Quindi, quali sono un po' le competenze del futuro? Allora, nel 2025, quindi praticamente dopodomani, che cosa cercheranno le aziende? L'analytical thinking e innovation. Qui ci sta tutta la creatività, tutto il problem solving, tutte le soluzioni creative che trovate voi donne nel gestire le situazioni più impreviste. Active learning, learning strategy. Anche qui ci sta, come dire, educati, no? Il mestiere genitori si impara facendolo. Si possono leggere i manuali, benissimo, e va bene, si può parlare con una puericultrice, con un'educatrice, quindi ci può stare anche la competenza tecnica, ma poi la subiamo sulle nostre spalle. Perché? Perché ogni bambino, ogni percorso educativo è a sé. Io sono mamma di 2 figli, con 2 figli molto, molto diversi. Il problem solving, appunto il critical thinking, la creatività, queste li potete trovare appunto nel World Economic Forum. Ve lo dico perché è importante riconoscersele e valorizzarle. Non è cambiato tantissimo rispetto magari al 2020,
è cambiato sicuramente rispetto a 20 anni fa e cambierà tantissimo nel giro di 10 anni, quindi dove avremo il nostro potere decisionale. Quante volte ci capita di dover decidere in un battibaleno per noi, per i nostri figli, per la nostra mamma. Ecco, da questo punto di vista, quindi vi invito anche solo a scrivervele, a pensarle. Io spero di aver dato un punto un po' HR, anche un po' di mercato del lavoro, perché poi è anche questo un po' il mio compito di indirizzo. E soprattutto spero di essere stata nei tempi. Sì, assolutamente. Ok. Eravamo un po' in ritardo, ma colpa nostra. E anzi, grazie mille. Mi è piaciuto soprattutto il learning by mistake, che di solito si conosce sempre il learning by doing, invece by mistake è quello che commettiamo più spesso solitamente, ma di solito ecco, non ce ne rendiamo conto. Sì, E- magari posso solo dire una cosa. Sì. Quando si sbaglia nel learning by mistake, va bene cosa ho sbagliato, però io sono anche una coach, il coaching insegna questa cosa straordinaria secondo me, non è cosa ho sbagliato, ok, ma cosa posso fare diversamente la prossima volta, cioè nella vostra testa utilizzate un linguaggio positivo, quindi cosa posso fare di diverso la prossima volta, come posso essere più utile la prossima volta. Se già la trasformate al positivo, la nostra mente ragiona così, già la prospettiva è diversa, no? Quindi è come andare a valorizzare quell'8 su 10 che prendete, non quel 2 che dovete migliorare. Sì, non posso va essere bene, più a tra poco. d'accordo, grazie, che è quello che volevamo proprio fare oggi qui con voi, quando abbiamo detto abbracciare un approccio più positivo, mostrare modelli, esperienze, abbandonare un po' quella logica più negativa di rivendicazione, ecco. Allora, io tornerei alla nostra ospite Outi, se ce l'abbiamo qui con noi, per fare un ultimo round molto breve, quindi diciamo un ultimo pensiero ecco, conclusivo rispetto a quello che ci siamo detti. Outi, l'European Training Foundation sappiamo che lavora da anni nel riformare i sistemi di istruzione e di formazione professionale del mercato del lavoro. Secondo la sua esperienza, quali sono le best practice, per così dire, che testimoniano il talento femminile nel mondo del lavoro e della formazione e della vita pubblica? Dunque, noi lavoriamo come Agenzia dell'Unione Europea nel contesto delle relazioni esterne dell'Unione Europea in Western Balkans, Southern Eastern Mediterranean, Central Asia e Eastern Europe. Dunque i nostri paesi sono molto diversi e le sfide per le donne, per la loro inserzione nella formazione e nel mercato di lavoro, direi che sono abbastanza dello stesso genere che in Europa, però amplificate. Come si dice, tutto il mondo è paese, magari ci dobbiamo aggiungere poi i problemi dell'insicurezza nelle scuole, nei trasporti e livelli di povertà più grandi. Noi lavoriamo nel contesto dunque della politica esterna, dunque seguiamo anche la strategia dell'Unione Europea per la parità di genere nell'azione esterna. Si chiama GAP, Gender Action Plan, che definisce le priorità nel lottare per la parità attraverso la politica esterna, e questo include combattere stereotipi, mercato di lavoro, raggiungere la parità in diversi settori economici, eccetera. Questo è quello che vuole dire per il nostro lavoro e che dobbiamo applicare, è quello che noi vediamo come good practice, not best, non è da noi da dire che è best, e di applicare quello che si chiama gender sensitive, penso che in italiano si dice la sensibilità al genere, al nostro sostegno, che sia per la formazione degli insegnanti e la pedagogia, curriculum, materiale didattico e soprattutto orientamento professionale, per garantire un'istruzione priva di discriminazione e un parità di accesso. Secondo, per poi supportare la transizione, school to work transition delle donne, di nuovo gender sensitivity
nelle misure attive del mercato di lavoro, programma di mentoring, lavoro con il settore privato e facilitazione di imprenditorialità. Quello che non dobbiamo dimenticare è che il mantenimento delle donne al mercato di lavoro e poi facilitare il loro ritorno in questi paesi dove lavoriamo richiede anche la cooperazione con altri partner che possono supportare e investire nel settore della salute e cura dei bambini, migliorare le misure antidiscriminatorie e applicazione del diritto di lavoro e divisione equa del lavoro a casa, familiare. Cioè, quello che noi vediamo come good practice è un sostegno multidimensionale e intersettoriale. Dobbiamo lavorare con i partner perché la questione di parità di genere è talmente multisettoriale che un'agenzia specializzata su un campo specifico, formazione professionale e l'accesso al mercato del lavoro non può lavorare da sola per risolvere il problema o issue. E come quello che dicevo anche per l'Europa, le misure, le attività non avranno mai un effetto reale se non lavoriamo sui stereotipi e le norme di genere e dobbiamo, come dire, i role models. Dobbiamo usare i role models per dare questa speranza e prospettiva per le donne anche nei nostri paesi con cui lavoriamo, i partner countries. So che il tempo è poco, dunque per concludere quello che volevo dire come good practice è, come si dice, you cannot be what you don't see, dunque non puoi essere ciò che non vedi, e questo è molto importante nel nostro lavoro riguardando la reform dei sistemi di formazione professionale nei nostri paesi partner. Grazie mille Uti, penso che sia assolutamente verissimo quello che ci ha detto e spesso ci dimentichiamo come il tema di genere attraversa un po' tutte le politiche sociali, quindi non è esclusivamente, cioè quando parliamo di genere dobbiamo andare veramente a vedere tante realtà diverse e come questa tematica le attraversa in modo trasversale e fare un cosiddetto bilancio di genere, ecco. Ed è importante soprattutto, credo, anche il discorso della sensibilità di genere, in particolare nel mondo della formazione. Come diceva Uti, a volte sono delle piccole cose, ma sono fondamentali quando si va a formare una bambina, una ragazza nel mondo della formazione professionale e non. Ora tornerei dalla nostra ospite Valeria, che ci ha già accennato un po' a quella che è la realtà di Quid e al loro lavoro e al suo lavoro in particolare. Ti chiedo un piccolo pensiero conclusivo perché siamo agli sgoccioli, il tempo ovviamente è sempre poco alla fine. Quali sono gli elementi distintivi della leadership femminile che si sono maggiormente rivelati efficaci nell'esperienza di Progetto Quid e nella tua esperienza? Allora, brevemente in una parola è proprio la capacità di includere e di ibridare. Questo da 2 punti di vista. Rispetto a quelli che sono i nostri stakeholder esterni, anche commerciali, la capacità di rompere quella che è una barriera anche ideologicamente dura da rompere in Italia, che è quella tra profit e non profit. Noi collaboriamo con appunto grandi player della moda, anche in alcuni casi fast fashion, cercando di essere quella zanzara che non fa dormire la notte, ma che è anche amica, nel senso che comunque risvegliamo qualche dubbio sopito e anche risvegliamo tante sinergie, quindi la capacità di collaborare con brand da Ikea a Zalando, e questo io penso che venga dal desiderio di includere e di ibridare a livello proprio di stakeholder esterni in questo senso.
E allo stesso tempo penso internamente sia proprio quello che ti anticipavo prima, cioè la capacità di costruire dei percorsi che da una situazione di assistenza e di non autosufficienza riescano a portare i nuovi colleghi, a una situazione non solo di autonomia, ma di dignità e di capacità di immaginare una traiettoria di carriera. E questo lo facciamo attraverso una formazione continua sul lavoro. Siamo anche partner in tanti progetti, alcuni dei quali bellissimi, e certamente la formazione on the job, learning by doing, che è sempre learning by making mistakes, perché quando si fa si sbaglia, e sbaglia solo chi fa. E l'altro elemento che è molto importante per noi è anche quello dello sviluppo personale, oltre che professionale, per cui sì, lavorare a macchina, lavorare in linea, ma trovare anche i momenti in cui confrontarsi con temi che sono più grandi rispetto alla catena di produzione. E questo lo facciamo sia a livello di risorse e informazione che a livello di risorse formatrici, quindi attraverso un programma Train the Trainer che si chiama She Will, quindi in realtà c'è l'elemento femminile perché sono tutte donne le nostre super trainer, e stiamo co-disegnando un modello di leadership inclusiva che portiamo poi a tutti i colleghi e le colleghe un paio di giorni all'anno in delle formazioni che ci facciamo proprio costruite sul nostro modello, che è effettivamente molto inclusivo. Non vi ho dato i dati prima, ma sono rappresentate 22 nazionalità e circa 50 lingue. Quindi è tosta, bisogna essere veramente lavorare di mediazione, tanto. E questi sono poi i due, per cui stakeholder esterni e interni, sempre in un'ottica di inclusività, di ibridare e di trasformare i limiti in punti di partenza. Ecco. Grazie, abbiamo capito che comunque la parola inclusione penso sia una parola, prima dicevamo il linguaggio è importantissimo, ecco, che non possiamo tralasciare quando parliamo di parità di genere e di talenti femminili. Io passerei per un ultimo contributo alla nostra ospite Gabriella Chiellino, che eccola, l'abbiamo qui con noi. Gabriella, parto da un dato che ho trovato non molto tempo fa, che secondo un rapporto di Green Italy del 2020, dicevano quando l'azienda è rosa è anche più sensibile all'ambiente. I dati poi spiegavano, evidenziano come le start-up green guidate da donne, così come le imprese ad alta partecipazione femminile, sono generalmente più sensibili all'impatto ambientale. Le chiedo, come valuta lei il rapporto attuale, insomma, che c'è in questo momento tra donne e quella che è la conversione green che stiamo vivendo? Beh, allora cerco anche io di fare un caso concreto, nel senso che io presiedo un gruppo che si chiama E-Ambiente, che è appunto questo gruppo di ingegneria e consulenza ambientale ed energetica, e diciamo che guardando anche le soft skill prima che ci ha fatto vedere Alessia, abbiamo agito così, occupandoci proprio di questi temi. Abbiamo una presenza di laureate in STEM importante, che arriva quasi al 50% di tutta la popolazione aziendale. E soprattutto le mie manager, le chiamo così, sono donne. Negli anni di crisi, cioè quando è iniziato anche il Covid 2018, cioè pre-Covid 2019, avevamo iniziato a vedere appunto anche queste competenze che abbiamo visto proprio sulle top skills, che erano quelle di reattività, di anche gestione del team, prendere decisioni, eccetera. E quindi confermo anche che la parte tecnico-scientifica abbinata poi alla managerialità dà, diciamo, risultati esplosivi. E noi abbiamo affrontato gli anni di questi 2 anni con una direzione commerciale al femminile e con una direzione tecnica al femminile. E vuol dire che abbiamo diretto appunto tutto il mercato di sviluppo e tutta la gestione dei team tecnici interni con questi skill che sono molto presenti appunto su queste scelte di manager al femminile.
Ecco, quindi penso di averti dato risposta, nel senso che oltre agli STEM abbiamo anche notato questa reattività, nulla togliendo ai team ovviamente misti come dicevo prima, ma questa integrazione, questa richiesta soprattutto in periodi di crisi dove la creatività, il cambiare il metodo di lavoro, il lavorare in maniera così video, smart, ha permesso di superare e affrontare poi per noi un momento molto importante, perché oggi i temi ambientali ed energetici sono ovviamente all'ordine del giorno. Quello che poi stiamo cercando di fare come azienda, perché la difficoltà sono quelle che abbiamo sentito, è i tempi di lavoro coi tempi di vita, perché anche le nostre manager o comunque le nostre project manager aziendali hanno la loro famiglia, hanno le loro attività, e quindi cercare di integrare con lo smart working, con una grande fiducia, col guardare i risultati, ci ha permesso di rivedere anche, cambiare paradigma anche nell'ambito dell'organizzazione del lavoro. E quindi sono grandi sfide che stiamo approcciando tutti e che hanno bisogno di soluzioni diversificate, in cui le soft skill che abbiamo sentito prima sono fondamentali per reagire in questo cambio di paradigma. Grazie mille, e credo sia l'approccio migliore, perché questo è un esempio di come a volte azioni concrete, anche piccole azioni, portano dei risultati e riescono a portare il cambiamento, in questo caso nella vita di una donna. Passo per un ultimo contributo alla nostra ospite Alessia De Albertis. Eccola, bentornata. Allora, sì, che in realtà non ci aveva mai abbandonato e che noi non la vediamo sullo schermo sempre, no, so che era qui con noi. Stavo Ecco. assolutamente ascoltando Sì, no. tutto il mondo STEM. Ottimo, adesso la vediamo tutti anche noi. Allora, io le chiedo un ultimo pensiero un po' conclusivo, perché siamo un po' agli sgoccioli, e abbiamo parlato con lei di un'Europa più smart, infatti tornerei proprio su questa Europa più smart e più competitiva. Che messaggio vorrebbe dare alle giovani ragazze che troppo spesso oggi, anche a causa dei dati che leggiamo ogni giorno, che non sono molto positivi la maggior parte delle volte, che messaggio vorrebbe dare a queste ragazze che non hanno appunto fiducia in questa Europa più smart di cui ci ha parlato prima? Cosa direbbe loro? Allora, tu hai usato un termine, fiducia. Allora, io partirei di qua. Per dire, avere fiducia in un'Europa più smart, dovete prima di tutto, ragazze, avere fiducia in voi stesse. So che è una frase fatta, ma come tutte le frasi fatte è perché questo spesso non avviene. Quindi avere fiducia in se stesse vuol dire crederci, vuol dire chiedere anche agli altri, chiedetelo agli uomini, che di solito sono meno critici, che talenti vi riconoscono, che cose belle vi riconoscono, e lavorate su quelli, perché ognuno di noi ha un talento diverso a qualsiasi età, e quindi bisogna solo trovare quali sono quelle caratteristiche da evidenziare per voi, per certo portare poi il vostro impatto in un'Italia e soprattutto in un'Europa più inclusiva di background, di titoli di studio, di famiglia di provenienza, quindi inclusiva in senso ampio di nazionalità, di disabilità. Vedo ancora pochissima disabilità nel mondo, in questa Europa, seppur invece la tecnologia smart ci permette di includere tantissime donne disabili. Perché potete portare, ognuno di noi può portare una propria intelligenza, partendo da voi, guardandovi allo specchio e chiedendo agli altri, senza però andare a identificarvi con la vostra caratteristica. Cioè, non è che siccome arrivate 10 minuti dopo per 3 volte di seguito siete delle ritardatarie, siete in ritardo. Quindi non è che se fate il famoso errore siete sbagliate, avete fatto quell'errore. Poi perseverate e allora dovete gestirla meglio, ma non siete, diciamo, la vostra azione. Quindi questo è il primo messaggio.
Come dicevo prima, riconoscetevi le competenze che avete maturato nei diversi contesti, scolastico, lavorativo, familiare, con gli amici, facendo volontariato, quindi in diversi ambiti e in diversi ruoli, e valorizzati, quindi partite dai vostri punti di forza. Noi spesso siamo un po' da questo punto di vista masochiste, no? Cioè partiamo dalle aree di debolezza e vogliamo migliorare in quelle. Ma perché? Perché? Partiamo dagli 8, lavoriamo sui 7, lavoriamo sugli 8, altrimenti è veramente frustrante. Poi potrebbero esserci delle caratteristiche che ci servono per un lavoro, per qualcosa che vogliamo fare, caratteristiche su cui magari non abbiamo, non siamo proprio prontissimi, abbiamo ancora tanta strada da fare, va bene. Però su 4-5 caratteristiche una cosa è lavorare su tutte e 5, una cosa è lavorare un pochino su 4 e tanto su 5, perché altrimenti diventa veramente frustrante la crescita. Quando vi dicevo prima, chiedete agli altri, ecco, abbiamo parlato del learning by doing, dell'active learning, un'altra parola che va tantissimo di moda adesso, il lifelong learning. Imparate a prendervi agli altri, diversi stimoli, si impara a scuola, si impara parlando con le persone, si impara a eventi come questi, si impara chiedendo, aprendovi agli altri, più giovani, più vecchi, non importa, ma sicuramente con diverse esperienze, e imparate a disimparare, cioè non esistono certezze in quello che fate, quindi chiedetevi anche, ma l'ho imparato così, ma lo so così, ma è davvero giusto? Cioè e soprattutto non temiate di ammettere che non sapete una cosa. Non sapere una cosa è una ricchezza, perché vi rende curiose di impararle, e soprattutto apre un canale con l'altro, cioè vi mette allo stesso livello, quindi anche in termini di comunicazione, di empatia. Se voi ammettete con una persona di non essere espertissimi a fare una cosa, quell'altra persona è più aperta, è più pronta, dice, ah, guarda, dall'altra parte c'è una persona che anche come me non ne sa più di tanto. Ditelo, non c'è assolutamente problema, perché solo così potete, come dire, unire la vostra intelligenza individuale a tutte le altre intelligenze e potete davvero agire da intelligenza collettiva. Allora sì che poi l'Europa smart diventa da sola un'Europa. Grazie mille Alessia, penso che posso, anche se non sono così giovane ancora, ma mi unisco alle giovani ragazze che ci stanno probabilmente seguendo online. Sì, no, sembro più giovane di quello che sono, no? Perché vedo tutti che mi guardano, in realtà giovani, ma non giovanissima, ecco, come magari le ragazze degli istituti superiori che ci stanno seguendo, ecco, ma mi unisco e penso che farò tesoro anch'io di queste parole. Concludo con la nostra ultima ospite, last but not least, però, che abbiamo tenuto per ultima, per un pensiero conclusivo, perché con lei voglio dare un po' uno sguardo al futuro. Tornando un po' a quello che dicevamo prima, che ha scritto anche nel suo articolo, quali sono, le chiedo in pochissimi minuti, le piste da percorrere per riuscire a raggiungere questa Europa più smart, più competitiva, più inclusiva, tutte le Europe messe insieme, come lo raggiungiamo questo obiettivo? È una domanda impegnativa per pochi minuti, ma confido in lei. In 4 minuti Esatto. rispondo, ma no, intanto è stato meraviglioso ascoltare tutte queste esperienze, tutte queste donne. Sì, nell'articolo c'erano delle piste da seguire, però mi sembra necessario cogliere gli spunti che sono arrivati da questa conversazione per provare a trasformare le piste che erano scritte lì sopra in qualcos'altro. Allora, la prima pista, e questa l'avevo scritta anche nell'articolo, mai più senza Europa. Perché c'è una ricerca Censis del 2019 che dice che il 63,3% degli italiani pensa che sia giusto che una donna debba sacrificarsi per la famiglia. Ecco,
accodiamoci pure alle politiche europee, perché il nostro paese ha bisogno di superare delle visioni così paternalistiche, ecco, e così vecchie. Ma l'altro tema che ci porta anche a pensare di aver bisogno dell'Europa, dobbiamo superare la logica delle quote rosa. In questo momento io ovunque vado sento parlare di quote rosa, si crea quasi una discriminazione al contrario, cioè solo perché sei donna hai diritto a entrare in alcune posizioni indipendentemente dalla valutazione sulle capacità. Io lo trovo terribile. Ecco, abbiamo bisogno di misure strutturali ed esigibili sul tema della valorizzazione, cioè dell'equità per le differenze. Abbiamo bisogno del riconoscimento delle differenze e abbiamo bisogno forse, prendendo un po' lo spunto delle cose che si dicevano prima, anche superare la logica, permettetemi, dell'inclusione o dell'integrazione, ma andare verso una logica dell'interazione tra le differenze. Qualcuno lo diceva anche prima, no? Cioè si tratta di aprire dei nuovi spazi di relazione. Allora non guardiamo solo alle donne, ma guardiamo a quell'approccio femminile che può essere di proprietà di tutti per spingere sulle dimensioni relazionali. L'altro aspetto importante, mai senza Europa, perché l'Europa ci ha insegnato ad avere un approccio duale, quindi lavorare contemporaneamente sull'empowerment femminile e sul mainstreaming di genere. La combinazione di queste due dimensioni è vincente. E ecco, è vincente per fare in modo che non ci siano solo delle opportunità per le donne, ma ci siano dei contesti di lavoro per le donne, per gli uomini, in cui le persone siano libere di esprimersi, un po' come ci stava raccontando Valeria, in cui siano libere di formarsi, le competenze che ritengono più importanti per loro e che si possano superare le discriminazioni per tutte. L'altro tema che mi sembra fortemente emerso nelle conversazioni che abbiamo fatto, allora siamo in un tempo in cui occorre formarsi alla complessità, alla flessibilità, all'incertezza, lo diceva chi mi ha preceduta. Bisogna investire sul talento, ma soprattutto bisogna lavorare per espanderlo questo talento, proprio perché abbiamo bisogno tutti di crescere. La leva appunto è il talento e non la mancanza. Vi racconto anche qui velocissimamente un aneddoto personale, perché penso che allora io quando sono nata nel 1968 la pediatra ha detto a mia mamma, ero mancina, ma guardi metta la penna sull'altra mano perché è meglio, mancina non sta tanto bene. Poi ero una bambina piccola molto molto creativa e l'insegnante delle medie ha detto ai miei genitori, ma magari rinforziamo un po' le capacità tecniche, economiche. Allora hanno spinto i miei genitori a iscrivermi all'istituto tecnico. Poi all'università ho fatto psicologia perché avevo bisogno di espandere l'altro talento che era stato mortificato. Vado a fare un colloquio di lavoro e mi dicono, ma lei ha investito su delle soft skill, la psicologia non è sufficientemente robusta, e quindi ho preso un dottorato in economia. Ecco, come dire, voglio dire, io vorrei che situazioni di questo genere non capitassero più né alle donne né agli uomini, e che l'investimento sul talento sia come dire, la strada appunto perché tutto possa svilupparsi nella maniera più dritta possibile, più congruente possibile. L'ultima cosa, mai senza gli uomini.
ecco, l'approccio rivendicativo femminista degli anni 70-60 non funziona più, anche qui Valeria ce l'ha detto prima, e l'Europa ci insegna questo. Per lavorare per l'equità di genere bisogna fare in modo che ci sia parimenti un'educazione sul piano formativo, culturale degli uomini, e bisogna lavorare insieme agli uomini, avere gli uomini come alleati per la parità di genere. Quindi se dovessi dire qualcosa alle ragazze che ci stanno ascoltando, cercate degli uomini alleati che insieme a voi lavorino contro le discriminazioni anche di genere. Quando non trovate uomini di questo genere, cambiate pure strada. Grazie. Grazie mille, perché ci ha dato un po' quello che è uno sguardo in futuro, e io vorrei aggiungere una cosa che lei scriveva nell'articolo e verso la conclusione: è mai più senza Europa, che è un po' anche quello che abbiamo detto oggi e lo sguardo insomma un po' che abbiamo dato oggi. Siamo stati bravissimi perché siamo perfettamente in tempo. Io volevo ringraziare tutte le nostre ospiti, soprattutto le nostre ospiti che sono venute qui in presenza, perché sappiamo che comunque oggigiorno muoversi e venire in una fiera non è facilissimo, ecco, e non per tutti, e anche le nostre ospiti online, ma soprattutto volevo ringraziare voi che siete venuti qua, ci avete ascoltato oggi, e tutte le persone che ci stanno ascoltando e ci hanno ascoltato e ci hanno seguito online. Che dire, sono molto contenta perché solitamente quando si trattano questi temi i dati non sono, come ho detto prima, non sono mai così rosei e spesso si esce un po' tristi, rattristati. Ecco, invece oggi abbiamo dato un sacco di esempi e di modelli positivi e io devo dire che personalmente vado a casa anche molto contenta e con più fiduciosa, ecco, e più speranzosa verso il futuro. Quindi grazie mille a tutte, grazie mille.